Tutto pronto per la quinta corsa arcoveggio, ritirato come avete sentito Ecuador CR. Restano in 11 al via, 1 Evin Rud, 2 Eclatante SE, 3 Eraclea Mail, 4 Ercole Risaia TRGF, 5 Ist dei Greppi, 6 Esbian MTT, seconda linea 7 Edward ZS, 8 Eva Kent F, 9 Escobar Jet, 10 Evita Trio, 11 Evita del Ronco. Ritirato come detto Ecuador CR. Favori nettissimi per Eclatante SE, numero 2 Roberto Vecchione, reduce da una bellissima vittoria il giorno di Santo Stefano, 4 giorni fa. Macchina che accelera e lascia andare i concorrenti con Eclatante SE che sfila subito davanti. Numero 4, L'errore invece di Ercole Risaia TRGF, viene squalificato lungo la corda, cerca di rimanere in quota Evin Rud, ma è superato all'esterno da Ist dei Greppi che si sistema in seconda Numero 11, posizione. Evita del Ronco, squalificato. Anche Evita del Ronco finisce a tabellone, sbaglia anche Esbian MTT, in quarta posizione c'è Eva Kent F. Numero 6, Esbian MTT, squalificato. E così si sono formate... si è formata la fisionomia della corsa dopo i primi 300 metri di gara, diverse rotture, in vantaggio c'è comunque la favorita Eclatante SE, in seconda posizione Is dei Greppi davanti a Evin Rud, e poi Eva Kent F, via via tutti gli altri. Eva Kent F ha preso la via del largo ora ed è seguita nell'azione da Evita Trio. Se ne vanno i 600 con la favorita in evidenza. Davanti a tutti cerca di progredire Eva Kent F che raggiunge e supera Is dei Greppi e cerca di avvicinare Eclatante SE quando siamo a metà della penultima piegata. Riallunga Eclatante quando siamo al chilometro, completato in 1.14.8 con un 14.6 di parziale in curva. Può accodarsi però Eva Kent in seconda posizione, Eva Kent F in seconda posizione, ma allunga nuovamente Eclatante SE quando siamo a 400 dal palo, prende 2 lunghezze di margine. Eva Kent l'unica che rimane comunque lì a contatto, mentre Calates dei Greppi cerca di avanzare Evin Rud. Più indietro c'è Edward ZS, retta d'arrivo con Eclatante SE in netta evidenza. Eva Kent F in seconda posizione, non riesce a guadagnare nulla l'avversaria, vince facile Eclatante SE, secondo posto per Eva Kent, al terzo finisce Evin Rud. 1.13.2 il ragguaglio conclusivo, migliorato ancora il record ottenuto l'ultima uscita, 28.9 a chiudere dopo un 28.5 di penultimo quarto. Eclatante SE conferma la affidabilità ritrovata. Roberto Vecchione in sediolo per conto del team di Holger Ehlert, viene a vincere in percorso di testa per conto del signor Raffaele Sepe. Andiamo a rivedere. Taglia traguardo per prima Eclatante SE, corre molto bene comunque Eva Kent F che conquista il secondo posto, al terzo finisce Evin Rud.